Buonasera a tutti, oggi è sabato 9 novembre e con oggi sono 170 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, come potete vedere in questo momento mi trovo all'interno di questo riparo che sono riuscito a creare con questi teli sull'Ursus e in questo momento mi trovo circa a 35-40 metri d'altezza. Sembra quasi di essere tra quattro mura, ma in realtà qui c'è il vuoto e, e- e come vedete, ecco, sono riuscito a mettere insieme questi teli con con questo nastro americano e con dello spago. Ovviamente è un riparo estremamente precario e appena arriva un po' di vento forte e di temporali importanti, questo riparo è inevitabilmente destinato a essere distrutto. Però insomma per un po' regge. Ecco, la situazione rispetto a dove ero prima, a 60 metri, è un po' migliorata ovviamente qui, ma comunque rimane di fatto un posto estremamente pericoloso e malsano, è inutile neanche spiegarvi perché. Comunque, in ogni caso, sono riuscito comunque a mettere un tavolino e una sedia, ecco, vi faccio vedere, e qui posso scrivere, e lo spazio è estremamente ridotto, come potete vedere. Ho a disposizione un metro e mezzo per 80 centimetri, e sia da un lato che dall'altra ovviamente c'è il vuoto. Qui faccio vedere, c'è il vuoto ovviamente, e, e anche da questa parte c'è il vuoto, no? E, ecco, adesso vi faccio vedere anche tutta la parte così, diciamo, fruibile di questo pezzo di Ursus, e così anche per i più curiosi, perché volevano capire come faccio a lavarmi e a fare la pipì e la pupù. Ecco, la cosa è molto semplice, elementare. Ci sono dei sacchetti di plastica dove smaltisco i miei rifiuti, e anche quelli ovviamente fisiologici. Mi sembra abbastanza una cosa abbastanza banale, e facilmente intuibile, però insomma evidentemente qualcuno non ci arrivava da solo, e però con queste bottiglie d'acqua riesco ovviamente anche a lavarmi. Mi lavo praticamente tutti i giorni, e riesco anche a farmi la doccia. Con 3-4 litri d'acqua ci si riesce tranquillamente a fare una doccia, fredda, ma una doccia. E ovviamente l'acqua è sempre a temperatura ambiente. Poi sono riuscito a mettere anche una lampadina che è collegata a una batteria, è un piccolo LED, ma che fa, come vedete, una luce abbastanza dignitosa. E, e qui sì, oggi in questo momento, l'Ursus è uno dei rari momenti che è ferma, perché c'è calma sia di vento che di mare. È abbastanza raro vedere l'Ursus immobile, perché qui si balla in continuazione, e per questo diventa abbastanza pericoloso camminare qui in mezzo, no? È tutto un gioco di equilibri, bisogna sempre cercare di rimanere in equilibrio, e qualche volta purtroppo inciampo e mi sono fatto anche parecchio male. Una volta sono riuscito a infilare per sbaglio un piede qua dentro e sono finito con la gamba dentro, e devo dire che mi sono fatto davvero tanto male e ho rischiato anche di spaccarmi una gamba. E questo è proprio il minimo che possa capitare. E ci sono state situazioni anche decisamente molto più spaventose, e sono rimasto veramente appeso nel vuoto, appeso per una mano con le gambe nel vuoto, perché sono scivolato, e
camminando tra questi tralicci il rischio è inevitabile, soprattutto quando si comincia ad avere un eccesso di sicurezza e che dopo un po' inevitabilmente si acquisisce stando qua su, però sono anche quelle cose che però ti fanno fare gli errori più gravi e quelli più... quelli che poi dopo ci rimetti anche la vita. Per cui bisognerebbe sempre, sempre tenere l'attenzione molto alta, ma non è così, poi, alla fine. Ehm, che dire, ancora tutto tace da parte del governo centrale e come sapete c'è stato qualche giorno fa c'è stato il primo feedback con una persona molto importante dell'attuale governo e con il quale per fortuna non ho avuto bisogno di fare troppe chiacchiere perché era molto ben informato della situazione e mi ha promesso che si sarebbe dato da fare, io davvero me lo auguro e speriamo che non arrivi troppo tardi, ecco, quando la frittata è fatta sarebbe un peccato, no? Fare sempre questi funerali di Stato, sarebbe veramente insomma una roba vergognosa perché di solito in Italia si arriva sempre dopo quando la frittata è stata fatta, mai prima, no? E, vabbè, rimaniamo comunque fiduciosi e io continuerò ovviamente a resistere, cioè, mi pare più che evidente che da qui io non scendo finché non avrò giustizia. E, quello che fa veramente accaponare la pelle invece è questo far finta di niente da parte di queste istituzioni locali, di questa classe politica istituzionale locale che, che è veramente agghiacciante. Un silenzio che però fa tanto rumore e che racconta molte cose a chi ha orecchie e occhi per vedere e orecchie per sentire. Questo silenzio racconta tanto, come questo numero 170 racconta tanto. E, e- e questo li rende già... E basta questo per renderli colpevoli, no? Nessun sindaco, nessuna classe politica nessun paese civile, nessuna città civile avrebbe fatto precipitare una situazione in questa maniera, portando un cittadino a un tale livello di esasperazione. Come sappiamo, non solo hanno l'obbligo costituzionale di occuparsi di noi cittadini, eh, ma hanno anche l'obbligo etico, morale di farlo e oltretutto avevano anche gli strumenti per farlo. È questo che è scandaloso, avevano gli strumenti per farlo e ce li hanno ancora. E, e- e invece questi qua hanno veramente varcato i confini della realtà su questa gru, hanno eh, veramente sconfinato in una maniera pazzesca, calpestando i più elementari principi etici, morali, culturali. Una cosa che si poteva vedere soltanto 70-80 anni fa durante il nazifascismo e oggi in qualche modo si sta ripresentando piano piano, no? Sempre, le cose avvengono sempre piano piano, non di colpo. E, e, stiamo assistendo a questo declino, perché per riuscire a distruggere un paese economicamente bisogna battere proprio prima certi valori, ovviamente, no? Valori etici, morali, culturali, bisogna batterli. È così che si creano le crisi economiche. L'ho detto più volte e lo ripeto, in nessun paese con un alto livello
di civiltà, di etica, di morale, di cultura, di umanità, mai e poi mai potrebbe avere una crisi economica. Le crisi economiche si hanno quando si è portati a un livello molto basso culturale i cittadini, e a quel punto è possibile far entrare mafie, un sistema malavitoso, no? Che l'abbiamo visto, che si è infiltrato e sedimentato, no? In ogni meandro delle nostre istituzioni, della nostra politica e dei nostri tribunali, e sono all'ordine del giorno, no? Politici indagati, alti funzionari indagati, i giudici indagati, arrestati persino. Cioè, ormai siamo arrivati cioè, stiamo diventando un paese del terzo mondo a questo livello qua. E naturalmente a questi livelli si incominciano a insediare le dittature, le oligarchie, ed è quella a cui stiamo assistendo oggi. Una volta la chiamavano nazifascismo, oggi la chiamano neoliberismo, ma la sostanza non cambia. E poi anche il modo di penetrazione è sempre lo stesso modo, no? Piano piano, no? Si arriva a questo declino etico, morale, culturale, e poi piano piano passa tutto il resto. È successo 70-80 anni fa in Europa e sta succedendo oggi. E quindi che cosa facciamo? Cioè, ci arrendiamo a questa cosa? No, certo che no. Oggi come allora ci sono gli oppositori, la gente che si oppone con tutte le loro forze a questo sistema, e ovviamente anch'io nel mio piccolo ci sto provando, e altre persone stanno provando a bloccare l'avanzata di questo sistema turbo capitalista neoliberista, che poi in realtà è sempre di matrice estrema destra, c'è poco da fare. Ed è curioso ed è interessante anche come capire come questa classe politica locale affronta questa cosa, no? Pensate che dei politici che invece di stare dalla parte dei cittadini, aiutare i cittadini a risolvere i problemi, no? Li portano a un tale livello di esasperazione, li lasciano lì, fanno finta di niente, e lasciano un essere umano su una gru, perché tanto la gente ha paura, oppure è omertosa, se è stata durata questa cultura del fatti tuoi, no? Pensa a te stesso, ognuno per sé, Dio per tutti, e salvi chi può. Questa è la cultura neoliberista, e questa è la cultura che fa comodo al sistema, no? Dividi e impera, no? È per questo che hanno bisogno, invece di usare altri strumenti civili, usano gli strumenti incivili. Un sindaco che invece di comunicare con i cittadini, comunica attraverso i suoi canali, invece di trovare delle situazioni per risolvere i problemi, no, no, ha bisogno di screditare le brave persone, i cittadini. E come lo fa? Lo fa attraverso i suoi canali, che possono essere a Trieste, il nostro sindaco di piazza lo fa attraverso i suoi amici, che possono essere Trieste Prima, che è un giornale chiaramente di destra, come può essere Tele4, un piccolo emittente locale che è chiaramente, ovviamente, di destra, e molto amici di piazza. O alcune pagine di Facebook, ma e poi c'è questo sciame di troll, di fake, di odiatori, no? Che pronti a screditare una brava persona che manifesta pacificamente, con un linguaggio è una volgarità, una violenza inaudita, che è lo stesso poi linguaggio che poi lo sentiamo nella bocca del nostro sindaco di piazza, lo stesso identico linguaggio, un linguaggio greve, violento, povero, misero, cioè proprio un linguaggio che neanche un bambino di 8 anni userebbe.
anche perché i bambini di 8 anni non sono mai volgari, intendiamoci, saranno anche poveri di contenuti, ma non sono mai volgari. Lui riesce a essere povero di contenuti e soprattutto una persona violenta e volgare, cosa che i bambini non sono. E, e pensa di comunicare in questo modo con i cittadini. Questo è allucinante, questo vi racconta già tanto. E l'altra cosa interessante è che appunto è tutto il filo conduttore, è sempre questo filo nero, no? Che unisce tutta questa gente, no? Questi giornali di destra, barra anche estrema destra, perché poi questi troll e questi odiatori si è capito tutto il filone di estrema destra a cui appartengono, che sono legati comunque a questo sindaco. E quindi loro comunicano in questo modo, con questa violenza. Io ricevo inviti a suicidarmi, addirittura minacce di morte, dico quasi tutti i giorni. No? Questo solo perché sono un cittadino pacifico che non sporca, che non fa del male a nessuno e che difende semplicemente i propri diritti. E, ormai però il vaso è stato aperto e ormai tutto questo letame sta uscendo a galla. La cosa interessante e curiosa è che all'interno di questo filo nero che collega tutta questa gente c'è curiosamente anche questo personaggio, Sergio Dekovic, che è quello che ha dato fuoco alla Voce della Luna, che ha tentato di uccidermi proprio bruciandomi vivo, che anche questo si è scoperto di recente che faceva parte della destra triestina e che partecipava a manifestazioni, no? Pensate a questo personaggio che è violento, che è arrivato a questo livello, che oggi è oltretutto anche a piede libero, latitante ma a piede libero, era collegato alla destra triestina. È curioso, no? Tutti questi pezzettini di tasselli piano piano si collegano a un unico filo, quello della destra o estrema destra. Ed è terrificante. Io eh, gli unici che in questa città si sono dati da fare, si sono spesi per darmi una mano, devo dire la verità, lo dico ancora una volta, è la questura di Trieste sono anche quelli più informati ehm, e sanno perfettamente, dettagliatamente tutto quello che è successo, quello che ha fatto questo sindaco, quello che ha detto, le registrazioni, sanno chi, quando, come ho parlato, con chi ho parlato, con cosa hanno detto, no? Perché ero proprio io stesso a informarli, poiché non mi fidavo, avevo già sentito puzza di marcio e quindi, no, quindi registravo tutto. E nonostante questo continuano a fare finta di niente. E questa è la cosa allucinante che sta avvenendo qui in questa città. Quindi chiedo aiuto a tutti i cittadini per bene di questa città, di questo paese, a tutti i giornalisti, ai media, a quelli rimasti ancora sani, di farsi avanti, di opporsi a questa deriva di estrema destra, di questa deriva fascista che sta andando questo paese e, e di venire qui in qualche modo a sostenermi, a darmi una mano perché io da solo non ce la posso fare. Ho tanti amici che mi stanno vicino, tante persone che mi vogliono bene, che hanno capito molto bene quello che sta succedendo e c'è molta più gente che sta cominciando a capire, però non basta, dobbiamo essere molti di più perché eh, quello che stanno facendo a me è pazzesco, è emblematico e va da sé che, insomma, se permetterete che questa storia finisca male, finirà male per tutti e sarà veramente un brutto segno non solo eh, non solo per me ovviamente che non ci sarò più, che,
che avrò anche forse smesso di soffrire, ma per quelli che restano, per la città, per questo paese sarà veramente un brutto segnale. Vuol dire che avrà vinto veramente il male. Quello che io non so veramente, faccio fatica veramente a immaginare un sindaco serio di qualsiasi paese, di qualsiasi città civile di questo pianeta a arrivare a tanto. Cioè, e portarsi, avere gli strumenti per risolvere una questione e non usarli e sporcarsi le mani così e l'anima in questo modo, portarsi addosso proprio il marchio della bestia, perché insomma quello che stanno facendo qui è proprio bestiale, no? E questo sindaco si porterà il marchio della bestia a vita addosso, questo è inevitabile, ormai 170 giorni l'hanno condannato, questo c'è poco da fare. E hanno condannato ovviamente tutta questa amministrazione veramente con il marchio della bestia. È spaventoso, è veramente spaventoso quello che sta succedendo. Fate girare il più possibile questo video e uniamo tutte le forze di tutte le persone di buona volontà, le brave persone, le persone pulite di questo paese, lo ripeto, giornalisti, eh, intellettuali, cittadini di tutta Italia, fatevi avanti perché questa cosa è pazzesca quello che sta succedendo qui. Buona serata a tutti.